Ok, buongiorno. Tutti indietro oggi, ma che cosa? Tutto il gruppo musicale qua, anche o pastore hanno lavato i denti oggi, non preoccupatevi, ok? Potete stare più vicino a noi. Ok, buongiorno a tutti. Tu che sei a casa, buongiorno. Hoje sarà um culto completamente fora do nostro modelo, no senso de que hoje canteremo em diverse línguas e anche estaremos cantando degli inni hoje. Tanto de neoconvertiti e penso, não, com esta música eu não conosco. Com esta música é do tempo della nascita de Marcelo e Jaqueline, 1800 e qualquer coisa. Não? Mas são degli inni hoje que nós estaremos adorando, lodando o nosso Dio. São delle canzoni che sono state fatte nella storia. Interessante que a Bíblia diz que nós dobbiamo adorare o nosso Dio com gli cantici, com gli inni e com os salmos, salmeggiando. E hoje nós estaremos vivendo com essa experiência de recordar tanto a nossa história. Nós que já abbiamo uma história de vida, de chiesa, recordar com este inni. E estaremos adorando Dio hoje em questo modo. E hoje estaremos anche ascoltando le diverse lingue. E é precioso vedere questo. L'argomento hoje é l'unità della Chiesa, siamo diversi, e la diversità è una ricchezza, non è un problema, ma ci unisce. È un problema quando eu vorrei imporre la mia diversità, ma quando mi sottometto è una nuova storia. Perciò oggi noi vogliamo camminare in questa linea. Salmo 62. Salmo 62, leggiamo la parte iniziale di questo salmo. Quando troviamo la nostra anima, quando arriviamo qua oggi per adorare il nostro Dio, e tante volte la nostra domanda, come sta l'anima tua? Tutto bene con l'anima tua? Il salmo parla tantissimo della nostra anima, della nostra vita, come possiamo dire in italiano arcaico o in portoghese, la nostra alma. E come sta? Salmo 62, solo in Dio trova riposo, che cosa? L'anima mia. Solo in Dio l'anima mia trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio rifugio, mio alto rifugio. E io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro l'uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede. Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuore loro maledicono. Versetto 5. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la speranza. Ele solo è la mia rocca e la mia salvezza. Ele è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Dio è la mia forte rocca e il mio rifugio. Sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo ao popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. É Lui que nós vogliamo adorare questa mattina, é Lui que vogliamo consacrare questo culto, la nostra vita, la nostra offerta, solo a Lui. Perché è Lui che dà la salvezza, la speranza, è in Lui che io trovo riposo per la mia anima. Viviamo sicuramente dei tempi atribulati, delle situazioni difficili, una settimana un po' pesante, ma io devo ricordare che è in Lui che io troverò riposo e è in Lui che io troverò speranza. Perciò offriamo questo culto a Lui. È quello che ci fa vivere, è quello che ci dà la gioia e la speranza di camminare e di vivere. Preghiamo. Nosso Padre, tutto il mio essere, tutta la mia vita, l'anima mia, só può trovare riposo in Te. Trova riposo l'anima mia, in Dio che è la mia rocca forte, il mio rifugio, il mio alto rifugio, in Dio che è la mia salvezza.
vedere, vivere, camminare nella speranza e nell'esperienza con Dio è profondo, perché è intimità. Non sono le esperienze degli altri, è mia. Perché quando la mia vita, la mia anima soffre, io posso rivolgermi a questo Dio e a Lui che troverò rifugio, perché è la mia sicurezza, è la mia rocca. Questo culto è la nostra offerta e vogliamo consacrare al Signore, solo a Lui. Benedetto sia il tuo nome, Padre, e vogliamo offrirti questo culto di lode e adorazione a te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo adorare, possiamo cantare e possiamo ricordare di questi inni, di queste canzoni, di queste musiche in adorazione al nostro Dio. Adoriamo e cantiamo a Lui. Adoramos o teu nome, Senhor. Di te
Senhor. I tuoi occhi sono su tutta la terra, le tue braccia sono sempre ad aspettare quel figlio che per sempre amerai. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Aleluia. Amém. Aleluia ao teu nome, Senhor. Il nostro Dio è un Dio di pace, d'amore, è un Dio con noi, il Dio Emanuele. La parola dice che il Signore ha mandato, noi abbiamo la Chiesa, ha l'invito di andare oltre il confine, fuori, a predicare il suo nome, battezzando in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la parola ci dà questo invito di annunziare questo nome. E già da tanto tempo fa, già quando il Signore ci ha dato questa ordinanza alla sua Chiesa, Lui sapeva che il mondo era vasto e che noi siamo in tanti, non siamo in tanti in questa terra. Ma il Signore ci dà la capacità e Lui si fida della sua Chiesa. E noi abbiamo la certezza della sua salvezza, noi abbiamo la certezza del suo amore, della sua cura, che Lui prende cura di noi ogni giorno, mentre noi ancora dormiamo. La parola del Signore dice così. E noi possiamo unirci in una sola voce e lodare questo Signore, questo Dio meraviglioso che prende cura di noi e che ci ha scelto ancora prima che noi siamo nati. Noi eravamo ancora nel grembo della nostra madre, Lui ci ha scelto. Amém? Lodamos il tuo nome, Signore. Certezza son di Gesù, ho già la gloria del cielo qua giù. Alleluia, Signore. Nato di nuovo, redento sono, Lui mi ha acquistato con il suo perdono. E con la storia
um canto agora. Um canto grande sei, Senhor. Grazie Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore. Grazie perché tu sei presente qui in questa mattina. Grazie perché il tuo Spirito Santo parla già ai nostri cuori. Il tuo Spirito Santo è già qua in mezzo a noi e fa, Signore, la trasformazione nella tua Chiesa. In nome di Gesù, benedice, Signore, la vita del pastore Caio, benedice la parola, Signore, che possa entrare nel nostro cuore e fare, Signore, la trasformazione. In nome di Gesù. Amen. Potete sedere. Já possiamo tornar a nossa casa felice e contente, sim ou não? Oh, quando estava cantando em russo, que gioia ricordare di questo. Prezioso. Come si dice buongiorno è dobra bene? Dobre bene. Ok. Bello. Quanto é belíssimo. Eu não só começará em cello, mas sicuramente nós estaremos lodando o nostro Dio lá nella nostra língua, ou nell'altra língua, eu não lo so, mas será prezioso. E quanto é belo così. E é interessante, com 2 o 3 settimane fa, stavo con Marcelo, no? E lui mi ha detto, Pastore Caio, abbiamo pensato con la Jaqueline di fare degli inni, e uno che abbiamo pensato è di cantare nelle diverse lingue. Ci sarà la Marina, ci sarà la Esther, e così possiamo fare nelle diverse lingue. Quando, Marcelo? 27. Eu stavo guardando, il messaggio di questo, il 27, è una diversità che abbiamo che ci unisce con una unità. Ossia, la diversità, lo Spirito Santo quando comincia a guidare la Chiesa è prezioso, no? È lo Spirito Santo che ci guida. Una Chiesa, siamo diversi, ma allo stesso tempo dobbiamo essere uno. Siamo diversi, completamente diversi, non è perché proveniamo di nazioni diverse, ma siamo diversi. E questa diversità è che ci arricchisce, che ci fortifica, e è questa diversità che ci fa essere un corpo, una famiglia. Mi piace tantissimo quando trovo delle gemelle, no? Io vedo le gemelle e io penso, adesso cominciamo a vedere le persone che sono molto simili, ma sono completamente diverse. E è interessante quando vediamo questa diversità, nonostante che fisicamente sembra uguale, ma non siamo.
Se tu ce l'hai 2 figli, 3 figli o di più, tu vedrai quanto siamo diversi, nonostante che i genitori sono gli stessi. E la Chiesa è così. Il bello della Chiesa è nella diversità, perché chi ti unisce è lo Spirito Santo. E chi ti inserisce in mezzo alla comunità è Dio, è lo Spirito Santo. Leggiamo Giovanni 17, 20 e 21. Giovanni 17, 20 e 21. Non prego soltanto per non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E adesso viene qua una frase preziosa. Interessante questo Gesù che lavora questo, che siano tutti uno, e c'è una preziosità adesso. E come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché o mundo creda che tu mi hai mandato. Nosso Padre, che privilégio adorarti, cantare, essere presente di una celebrazione. Che privilégio. E lo Spirito Santo che ti guida, Padre, in questo momento, aprire o nostro cuore e la nostra bocca. Lo Spirito Santo conduca questo momento come vuoi tu. Grazie e misericórdia no nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Come una famiglia di Dio dobbiamo vedere le cose più importanti. Eu só posso camminare nell'unità se o meu sguardo dov'è? È lassù, è nel cielo. Quando eu comincio a guardare me stesso, eu guardo troppo la mia vita e eu comincio a creare che cosa? Separazioni, divisioni. Quando o nostro modo di vedere le cose sono più collegate alla presenza divina, percepiamo o quanto è importante essere uniti, o quanto è importante essere forti in questa unità e nella diversità che esiste in mezzo a noi. Un cantico che c'è, noi conosciamo, Marcelo conosce bene questo cantico, dove dice più di te, più di Cristo. E quanto mentre io sono più di Cristo, io sono meno di me. E quando eu comincio a partecipare di una comunità, quando eu comincio a partecipare di un gruppo, eu comincio a percepire che non è la mia persona che deve essere messa davanti. Quando eu comincio a partecipare di una chiesa, eu comincio a percepire che è la persona di Dio che deve essere davanti. Mi piace, come sapete voi, molto il calcio, e complimenti all'italiano della vittoria ieri. Sofferta, ma complimenti. E quanto è interessante avere una squadra unita. Sabe aquela coisa che mi ha colpito di più nella partita di ieri? Non è stata la partita, è stata prima della partita. Quando ho visto quelli 11 calciatori che stavano cantando in unisono l'inno italiano. Eu penso che quando loro sono stati convocati per quelle squadre, la prima cosa che loro hanno fatto, prima di cominciare a allenarti con calcio, vai a cominciare a cantare l'inno italiano, ok? Se tu sei stonato come quello pastore lá di Treviso, Caio, não importa, ma cominci a cantare. E è stato bello di vedere quello. E quando ho visto quel momento, ho pensato, è una squadra che sta insieme, unita. E tante volte l'Italia ha conquistato tanti titoli perché era una squadra unita. Quando eu vedo uma squadra di calcio con questa visione, eu comincio a pensare, e la Chiesa di Dio? E la Chiesa di Dio? Noi abbiamo dei valori molto più alti. Vincere un europeo, ok, l'altro giorno finisce tutto. Ma avere l'eternità come un obiettivo di vita, quando non finisce mai, è molto più alto. Adorare o nostro Signore è molto più alto. Obbedire ao Senhor é muito più alto. Perciò la base bíblica pelo camminare come chiesa è l'unità. Diversità è diabolica. Separazione e divisione è diabolica. La diversità è importante perché ci unisce. Ma quando eu comincio a inserire questo senso del mio modo di essere e abbandonare l'unità, sto ascoltando un'altra persona che non è Gesù. Perciò è interessante che Gesù dice non esiste mezza strada. O io sono ou não existe.
Perciò io sono con Cristo oppure io non sono in questa storia. Tu já hai percepito che quando una persona non è guidata da Cristo, c'è una parola con 2 lettere che questa persona usa tanto? Io non penso così, io non sono d'accordo, io penso diverso, io mi sento un po' così, io sono papà, io. Sempre dico questo consiglio: se una persona usa troppo io, allontana-te, perché altrimenti o maligno comincia a avere sopravvento anche nella tua vita. Allontana-te, perché noi non viviamo io, nós siamo noi. La Chiesa siamo un gruppo, na Chiesa siamo noi come squadra. Perciò invece di aggregare, questa persona comincia a separare e a dividere. E é interessante quanto fallisce uma squadra quando vive la separazione. O quanto fallisce uma comunità quando existe la divisione. Fallisce. Espiritualmente, crolla in tutte le aree della vita. Perciò, o quanto é importante sapere que caminhar insieme é sonho e um projeto de Dio. Não é desidério de pastor Caio, pastor Sandro, pastor Mário. Questo è sonho de Dio e nós estamos combatendo o bom combatimento em modo que a comunità possa caminhar insieme. Perché noi facciamo questo? Perché noi non vogliamo che succeda un caos internamente, ma soprattutto un caos nella vita della persona. Uma pessoa que se rebela e se allontana vive um caos nella sua história, nella sua vida. E eu, como pastor e pastor Sandro, sicuramente, pastor Mário, com certeza, não voglio que succeda um caos nella vita di una comunità e neanche nella vita di una persona. Perciò che inserire i concetti basilari della parola di Dio è questo nostro desiderio che noi vogliamo inserire nel cuore e nella mente delle persone. Per conoscere bene l'idioma russo, che cosa devo fare? Qual è la prima lezione? Eu devo conoscere l'alfabeto, no? Non lo so come si dice A, B, C, non lo so. Ma, ossia, per conoscere un idioma, io devo conoscere la base di questo idioma, che è l'alfabeto. Per conoscere veramente la vita di Chiesa, io devo conoscere la base di una vita di Chiesa. E la base di una Chiesa basta soltanto una parola, Dio, che ci unisce. La mia morte. Perché quando eu comincio a inserire, c'è la separazione e la divisione. Uma squadra esportiva fallisce. Uma squadra divisa fallisce. Uma squadra che si une, c'è la vittoria, non importa la qualità. Tante volte di calciatori. Noi in questo periodo abbiamo lavorato più di 40 concetti di unità di una Chiesa. Mutualità. Uno agli altri. Stanno finendo adesso tutti i 43 argomenti. Unità. Perché abbiamo inserito questo? Perché abbiamo lavorato nel senso di che la Chiesa deve essere unita. Perché adesso, da luglio in poi, noi staremo lavorando un proseguire questa storia di camminare come Chiesa. E noi abbiamo lavorato di 40 atteggiamenti, di comportamenti che la parola di Dio ci insegna che io devo cambiare. E ce l'ho 2 gruppi e è prezioso ogni settimana che ci troviamo. Questa settimana è stato prezioso quando abbiamo lavorato portare i pesi uno degli altri. Wow! Voi non potete immaginare o quanto le persone hanno parlato e hanno condiviso. Un gruppo di martedì siamo rimasti lì più di un'ora a parlare dell'importanza di portare i pesi di uno degli altri e non giudicare. O quanto è stato prezioso vedere che quello gruppo si unisce un solo spirito. Un studio che ha portato questo. Aprendo qui dentro parênteses, tu stai partecipando di un studio biblico? Tu stai partecipando di un piccolo gruppo? Pela tua crescita, pela tua morte? Che tante volte prendiamo un foglio e guardiamo. No. Uau! Che cosa dobbiamo imparare oggi? Che cosa il Signore ci insegna? Perciò quando rifiutiamo questi stili di qua, di vita, nós estamos rifiutando a parola de Dio. Se estamos rifiutando a parola de Dio, estamos andando ao contrário daquilo que Cristo está ensinando. E se estamos andando ao contrário daquilo que Cristo está ensinando, nós não siamo com Cristo, siamo contro Cristo. Matteo 12:30 dice così:
Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me, disperde. Já é percepito como a vida é così? Ou nós siamo, ou não siamo. Perché esiste una sostituzione in una squadra di calcio? Perché c'è un calciatore che non sta camminando come doveva camminare. O perché manca preparo, o perché la sua tecnica quello giorno non sta bene, ma si deve cambiare. Perché se io non sono, io sono il contrario. Nella vita di Dio, nella vita spirituale, non esiste neutralità. O è lo Spirito Santo che mi comanda, o è un nemico spirituale che comincia a avere sopravvento nella mia vita. Non esiste io sono qua neutro. Eu sempre faccio la battuta. Assembleia di chiesa dove la persona sono astenuti, non c'è. O io sono a favore o sono contrario. O io sono con Cristo, io sono contrario. O sono nell'unità o sono nella divisione. Un reino diviso non prospererà. Un reino diviso fallisce. Quante situazioni di divisione che noi conosciamo e sono andate a fallimento. Quante situazioni di separazione che noi conosciamo che sono crollate. Perché fallisce. E noi, quando pastori lavoriamo com essa história, nós estamos gritando, não andate com essa história perché fallisce. Não é perché noi stiamo facendo una previsione futura, è perché la parola di Dio chiarisce questo. Perché la parola di Dio è viva, è efficace, è unica, non cambia, non deve essere aggiornata. E la parola di Dio ti dice questo. L'unità che mi fa prosperare, la mia morte che mi fa prosperare. È bellissimo cantare entre ele. 4 idiomi abbiamo cantato qua, 4 lingue qua. Quanto è prezioso sapere che siamo cantati in 4 lingue e ci siamo uniti in un solo spirito in adorazione al Signore. Ah, grande sei tu. Eu só posso dire grande sei tu, perché io estou insieme com la russa, com l'espanhol, com o português, com l'italiano. Grande sei tu. Mas se eu não sono d'accordo, se va tutta con la mia gioia, e o grande sei tu não esce dalla mia boca. Grande sei tu. Nós siamo qua pronto a morire per criare, per edificare persone, unire per vivere, per prosperare. Altrimenti è un dividere per morire, per un caos. Questa settimana stavo facendo un studio biblico con una persona, e è interessante, ho scritto anche pagina 82 di questo libro. L'autore dice, quando la persona è disobbediente ai principi della parola di Dio, quando è disobbediente alla parola di Dio, la sua vita diventerà un caos. Eu digo, que frase interessante. La sua vita diventerà un caos. Mentre non ritorna ao Senhor, la sua vita continua a essere un caos. E tante volte nós estamos seminando um caos nella nostra vita, de família, de chiesa personale. Interessante, quando sono successe ribellioni e divisioni nella parola di Dio, noi percepiamo la morte e o caos. Dove succede il primo caos nella Bibbia? Gênesis capítulo 3. Ha prodotto la morte. Un gruppo di persone si è ribellato. E ha prodotto, di persone, non scusa, di angeli, si è ribellato. E sono andati alla morte. E dopo un gruppo di persone fa lo stesso, ubbidisce. E producono la morte. Noi siamo qua pronti a morire per noi stessi. Nella Bibbia non troviamo nessuna evidenza di ordine con divisione. Nella Bibbia troviamo dell'evidenza di prosperare, un camminare insieme e sottomissione. Come ho detto prima, perciò che noi come pastori siamo molto preoccupati in mettere in pratica la parola, perché noi siamo preoccupati con la sofferenza della gente. Noi siamo preoccupati quanto la gente perde la gioia di servire il Signore. Nessuno prospera con male. Disobbedienza porta un forte dolore. E noi soffriamo. Nós sofriamo. Quante volte noi come pastori ci raduniamo e c'è dolore. Pastore, è successo questo. Pastore, è successo questo. Il nostro cuore soffre, perché sappiamo che questo provoca un caos nella vita. Perciò la divisione è quando il centro è la persona. L'unione quando il centro è Cristo Gesù. Siamo diversi in modo permanente, per una unità eterna. C'è in Giacomo capitolo 4 versetto 17 che dice così: chi dunque sa fare il bene e non lo fa?
Chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Chi dunque sa il principio della parola di Dio e non la mette in pratica sta commettendo il peccato. E o peccato produce la morte. E la morte significa separazione di Dio. Ossia, è basilare questi passi. Io devo sapere che quello che io conosco si deve mettere in pratica in modo che possa produrre vita. E questa diversità che abbiamo tra di noi è che ci porta una vita di unità. O peccato distrugge una persona. Quante persone noi troviamo oggi nella situazione di sofferenza? Perciò noi dobbiamo capire che questa unità, ci sono 4 punti importanti nella storia. Noi siamo uniti per partecipare di una chiamata. Efesini 3,6. Perché siamo uniti? Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo. Paulo stava parlando a questa comunità qua. Gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Noi siamo uniti perché c'è una chiamata di Dio a questo principio. Cristo unisce giudei, unisce stranieri, unisce moldavi, venezuelani, brasiliani, i romeni, i italiani, e tutti noi ci unisce un solo spirito. Non c'è più stranieri, non c'è più giudei, non c'è più questa separazione. In Cristo Gesù ci uniamo. Manteniamo questa diversità che siamo tra di noi qua nel senso di tanti concetti? Sì, io non perco la mia personalità, ma io devo portare questo mio modo di essere alla croce di Cristo che è la mia morte. La diversità che esiste tra di noi ci unisce una linea, una vita di essere partecipe di un reino, essere partecipe di una sfida di Dio, che Dio está preparando per noi. Partecipe della promessa fatta in Dio. Noi siamo stati chiamati da Dio per vivere insieme. Chi ti ha messo a Treviso? Dio. Chi ti ha messo qua? Dio. E adesso che cosa devo fare? Morire. E adesso che come eu devo vivere? Non con i miei valori, ma con Cristo. Devo sottomettermi um agli altri. E questa l'unità. Interessante che non siamo noi a preparare questa comunità, è Dio. Non siamo noi a fare questa chiamata, a manifestare questo Vangelo, è Dio. Perciò l'unico modo di sconfiggere il nemico è quando noi siamo uniti in un solo corpo, un solo spirito, per manifestare la gloria do Signore. Gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo, e con noi partecipe della promessa fatta di Cristo Gesù. Existe um solo corpo, existe um solo corpo, que é em Cristo Gesù. E é questo o princípio della unità che ti mantiene vive a proclamare la gloria do Signore. Quello texto che abbiamo letto prima, la gente crederà in Cristo Gesù quando siamo uniti. É quando siamo uniti che vedranno la gloria do Signore. Ah, grande sei tu, Signore. Grande sei tu. Quando siamo uniti, eu vedo questo. Secondo princípio qua, noi siamo uniti perché siamo concittadini di una nazione. Così dunque non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Diversità di lingua, di cultura, di ecclesiologia, di riti, ma uniti come concittadini del reino di Dio. Il nostro passaporte c'è il reino di Dio. O nosso passaporte, interessante que não tinha lá a nossa foto. No nosso passaporte tinha a foto de Cristo Jesus. Quando nós abrimos nosso passaporte, tinha Cristo Jesus. Quando nós estamos entrando no mundo do inimigo, entramos com o passaporte de Cristo Jesus e lá não é a minha foto, é Cristo. E questo passaporte, que é o passaporte de contadino do reino de Dio, é aquilo que me porta a conquistar le anime. E é interessante, abbiamo parlato domenica scorsa, o modo di vivere questo reino è amare. E amare è una decisione minha.
Non sono delle circostanze o miei sentimenti che mi porta di amare o non amare. È amare, è una decisione. Dio mi ha inserito in questa comunità per amare questa comunità. Qualche tempo fa una persona detto: pastor, eu amo la chiesa, ma sto lasciando la chiesa. La mia preoccupazione è questa: se tu ama la tua moglie, tu lascerai la tua moglie. Se tu ama o teu marido, tu lascerai o teu marido. É incoerência. Eu não abandono aquilo que eu amo. Eu abandono porque eu não amo. Porque quando eu amo, sono pronto a morire. Sono pronto a morire. Se eu não amo, eu não morirò. Eu abandono. Perciò questa idea, eu amo tanto, mas eu devo... Scusa, è incoerenza. Cerca di, per favore, parlare in un modo molto più chiaro su questa storia. Mi piace tanto il gruppo di studio che noi facciamo, di preghiera che facciamo nella settimana. E un incontro che abbiamo fatto, eravamo quasi tutti di locali diversi, Verona, Padova, Treviso, Conegliano. E è interessante che una persona è entrata la prima volta in quello gruppo. Non mi ricordo se eravamo 9, 10, 11, non mi ricordo una persona. E questa persona, dopo che ha parlato della sua vita, della sua richiesta, ha detto: è interessante. È la prima volta che eu entro in questo gruppo, eu conosco solo o pastore Caio e un'altra persona, ma já mi sento parte di questo gruppo. E questa è la famiglia di Dio. E questa è la famiglia di Cristo. Eu entro solo una volta in quello gruppo di preghiera perché c'è un solo spirito. E questo mi fa sentirmi partecipe di questo gruppo come se fosse da 5 anni che stiamo pregando insieme. E questa è la Chiesa. E questa è la preziosità di camminare con i diversi, ma siamo uniti in un solo spirito. E questa persona ha finito la preghiera dopo: per favore, io vorrei ascoltare nuovamente i vostri nomi. Prezioso! Non siamo noi a scegliere le persone, è Dio che sceglie le persone per stare intorno a noi. O quanto è bello stare pregando con una persona che io non conosco, ma lo Spirito Santo. Ah, quanto è bello. Tante volte noi difendiamo la nostra cultura, la nostra nazione, il nostro modo di essere, e questo è carnale, non è in spirito. Perché io difendo quello che viene dal Signore. Perché sono concittadino di un solo regno. 2 domeniche, 3 domeniche fa, io ero a Padova, eravamo un gruppo 25 persone, 26 persone, eravamo in 10 nazioni diverse. Un gruppo piccolo, 10 nazioni diverse. Quanto è bello adorare Dio con tutta questa diversità di nazioni. Quanto è bello vedere una russa adorando il Signore con un brasiliano nella stessa lingua, in portoghese e in italiano. Quanto è prezioso. Siamo concittadini di un solo regno. La cultura cambia. Io só posso cambiare la mia cultura se sono pronto a abbandonare quello che io sono. Noi siamo ambasciatori del regno di Dio. Eu não sou um representante de uma altra nazione. Eu não sou um representante de uma outra storia. Eu sou um representante di Cristo. E rappresentare Cristo è morire per me stesso. È una nuova realtà. Perciò, carissimi, quando Dio ci ha inserito qua, Lui ti ha detto soltanto una cosa: ama. Ma ama. 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 E questo si chiama unità. Perché se io non amo. E è interessante, soltanto può amare chi conosce prima Giovanni. Amore è una decisione minha, che è la mia morte. Terzo punto, nós siamo uniti per un unico servizio. Filippesi 4:3. E questo brano mi ha colpito tantissimo. Dopo dobbiamo rivedere questo brano. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratori, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Servire o Signore è un privilégio maravilhoso. Non servire si perde. E nós não estamos servindo uma organizzazione, una chiesa battista. Nós estamos servindo il Signore. Tu sei qua per fare questo filmato perché sta servindo il
Signore, voi che state facendo la proiezione, il convito, è il Signore. Che era nell'accoglienza oggi, era il Signore. Noi stiamo servindo il Signore, non stiamo servindo le persone. E neanche una organizzazione. Perciò il privilegio che noi abbiamo quando siamo uniti, stiamo servindo il Signore. Da quanto tempo tu conosci loro due qua? Pouco tempo. State cantando insieme. È un servire insieme. Oggi c'era una coppia, è la prima volta che suonano e cantano. Io penso che loro si sono sentiti molto bene, sì o no? Per favore, ditemi di sì. Ok? Prima volta, ma un solo spirito unisce e si fa una melodia, una canzone, una musica. È servire il Signore. Perciò quando siamo uniti, stiamo inserendo la nostra vita al servizio degli altri. Matteo 25:40, e il re risponderà loro, in verità vi dico che enquanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, avete fatto a me. Eu soltanto posso servire a Cristo, ao Signore, se eu estou servindo ai miei fratelli. Não existe, eu estou servindo ao Senhor aqui, ao Senhor aqui, ao Senhor. Não existe. É quello mio fratello, la mia sorella che estou servindo, é quello che estou servindo ao Signore. Servire persone è servire il Signore, servire il Signore è quando stiamo servindo le persone, e è questo che ci unisce. Noi tante volte criamo il nostro idealismo di servire il Signore, adorare il Signore da solo. Non esiste, tu non sei stato creato per avere una vita monastica. Tu sei stato creato per vivere una vita insieme ai fratelli e sorelle e servire come Dio ti ha donato di fare. Questo modo, la diversità è che mi fa servire in modo diverso. Ci sono le persone che sono meravigliose, stupende a preparare qualcosa da mangiare e dare a una persona. Ci sono le persone che sono meravigliose, che noi possiamo sedersi e darci dei consigli. Ci sono persone meravigliose che ti ascoltano e c'è una guarigione nella nostra anima. Ci sono persone meravigliose che quando finisce un culto, dove tu abita? Eu abito lì, tal posto. Non sei macchina? No, ti do un passaggio. Ci sono persone che sono meravigliose, che quando vedono qualcosa da fare, mettono la mano e cominciano a servire. Ci sono persone meravigliose che preparano dei studi biblici. Ci sono persone meravigliose che stanno organizzando le preghiere. Ci sono persone meravigliose che pregano per noi. Ci sono persone meravigliose che nella diversità dei doni, nella diversità mettono in pratica al servizio della comunità. E quando lo facciamo così, stiamo facendo al Signore. Guardare questa sala qua e ricordare di tante persone che hanno lavorato per mettere in pratica al servizio della comunità. La diversità produrrà una crescita a noi e alle persone. Ciascuno di noi dobbiamo mettere in moto, in azione i talenti che Dio ci ha donato, in sottomissione a Lui. Questa entrare dentro della Chiesa mi farà vedere ao mundo che è Gesù e la gloria do nostro Dio. Perciò, ritornando com o texto de Filipenses 4:3, Medeia 4:3, e qua è interessante, sono 5 frasi in questo versetto meraviglioso. Fedeli collaboratori, aiuto a queste donne, hanno lottato per l'Evangelo, insieme a me e Clemente, altri collaboratori. Un versetto ci arricchisce con 5 modi di manifestare in che modo si serve nel reino di Dio. Sei un fedele collaboratore? Tu sei un aiuto alle persone? Tu stai lottando, combattendo per l'Evangelo? Tu stai insieme a Clemente e agli altri? Tu sei gli altri collaboratori in questo processo? Al servizio. È questa la diversità che ci porta a essere uniti come corpo. La vita di chiesa è questo. E Paulo stava parlando con questa chiesa che era una chiesa stupenda, che anche aveva delle difficoltà, ma era stupenda. Ma stavano servendo ao Signore, senza rinfacciare, senza aspettare un ringraziamento, perché è il Signore che ti dona. Qualche settimana fa una persona stava servindo tanto il Signore, ho inviato un testo che sempre per me cammina nella mia vita. 1 Corinzi 15:58. E questo testo è prezioso perché è la vita di servizio alla opera do Signore. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre
abbondante nella opera do Signore, sapendo che la vostra, e questa parola, fatica, a opera do Signore é com fatica. Pastore, fa troppo caldo. Sì, qual é o problema? Volete andare in l'altro paese che è più caldo, hein? Pastore, tra pouco farà para troppo freddo. Sì, volete andare in l'altro paese che fa più freddo? Grazie al Signore, ela fatica. Ela fatica, non è vana nel Signore. Non pensate che fare la opera do Signore è una passeggiata quando voglio, quando penso, quando mi sento. È fatica. E il servizio al Signore è con la fatica. Perciò in questa diversità che noi siamo, con fatica noi ci uniamo a servire ao Signore. E l'ultimo punto está em Giovanni 14, 1-3. Giovanni 14, 1-3. E o vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarà andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Romani 8, 17. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e co-eredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Noi siamo uniti in questa diversità perché c'è qualcosa che ci aspetta nell'eternità, una eredità eterna, la ricchezza eterna. Tante volte qua in terra noi litighiamo per la eredità dei genitori, dei nonni, ma c'è una eredità meravigliosa che non serve litigare, che serve soltanto desiderare e combattere com fatica per avere la casa più preziosa, la dimora più preziosa. Io lo so che Cristo sta preparando questa dimora. Come sarà io non lo so. Ma io lo so che il prodotto della mia fatica mi farà vedere come sarà questa dimora nell'eternità. Quando quello che desidero vivere questa eternità si uniscono. Quando io non desidero vivere questa eternità, fallisce questa unità. Interessante, quando le persone non vengono in chiesa per adorare Dio, mi preoccupo, perché se non vuole adorare Dio qua in terra, perché stanno aspettando l'eternità? Non partecipa di incontro di preghiera, non partecipa di studi biblici, ma che eternità tu stai aspettando? Che eternità tu stai desiderando? È strano. Perché quello che io sto desiderando per l'eternità, io devo vivere oggi, qua. Eu devo avere desiderio per adorare il mio Dio, cantare al mio Dio, studiare la parola di Dio, pregare al mio Dio, vivere in comunione uno con gli altri. Quello che io desidero qua è quello che succederà nell'eternità. Non è coerente vivere una vita qua e desiderare l'altra diversa. O che cosa tu pensa che è l'eternità? Non è una passeggiata. Perciò quello che io vivo qua è il mio desiderio di vivere nell'eternità con Dio. Come sta la tua anima in desiderare l'eternità? Perciò quando noi ci uniamo come corpo, i nostri occhi si aprono per vedere le cose eterne. Quando noi ci dividiamo come corpo, eu guardo troppo le cose della terra. Eu me lamento dei problemi che ci sono qua. Eu me lamento delle situazioni che viviamo qua. Eu me lamento di un caldo, eu me lamento di un colore, eu me lamento di questo. Perché sto perdendo la visione dell'eternità, della eredità che Dio sta preparando per me. Quando viviamo la unità, cambia i nostri valori. Noi rientriamo nei sogni, nei progetti di Dio e adesso cominciamo a desiderare questo. Quando eu comincio a camminare in unità, existe l'umiltà di considerare gli altri superiori a me stesso. Io rispetto, io obbedisco, io cammino, perché sto aspettando una eternità. Perciò la Chiesa che cammina insieme nonostante la differenza è una Chiesa che comincia a predicare il Vangelo della salvezza, è una Chiesa che combatte il buon combattimento, è una Chiesa che vede il valore eterno come base delle scelte della loro decisione.
Una chiesa che vive in unità adora Dio in verità, non si perde in cosa banale e medíocre di questa vita, cerca le cose più alte. Una chiesa che vive in unità è la chiesa che perdona, che ama, che sopporta, che appoggia, che porta i pesi, che piange, che si rallegra, che ha pazienza, che ha mansuetudine e più 35 valori che abbiamo visto in questi studi. Una chiesa che vive l'unità è una chiesa che cresce e c'è il miracolo della conversione. Una chiesa che si divide, non ci sono le conversioni, perché guardiamo troppo a noi stessi. Una chiesa che vede i valori eterni, ci sono tante conversioni. Una chiesa che si unisce, fa quello che Dio sogna. E quando fa quello che Dio sogna, Dio manifesta la sua glória. E finiamo con l'ultimo testo, Atti 2, 44 e 47. Tutti quelli che credevano stavano insieme. E qual è stata la conseguenza? E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Wow! E questa è la Chiesa di Dio. Quando tu vedi i battesimi, quando tu vedi che la Chiesa cresce, è perché è frutto dell'unità. Quando tu vedi che la Chiesa non ci sono dei battesimi che non sta crescendo, è perché manca l'unità, perché è il sogno di Dio. Questo anno è stato molto prezioso perché noi staremo celebrando diversi battesimi e forse noi dobbiamo fare in 2 giorni separati. Glória a Dio. Forse dobbiamo andare ao Piave 2 volte. Aleluia. Não é male, soprattutto una giornata come oggi. Perché la Chiesa, le persone stanno si convertendo. Le persone stanno si convertendo. Io ringrazio il Signore per questo. Alleluia. Dobbiamo gioire perché il Signore sta facendo le cose grandi e sta trasformando una storia. La decisione è nostra. Come abbiamo parlato all'inizio, se io vorrei parlare russo, io devo conoscere l'alfabeto, le cose basilari. Se io vorrei camminare nel regno dei cieli, io devo ritornare alla base della mia fede e mettere in pratica. Non basta sapere l'alfabeto, io devo parlare. Non basta conoscere, io devo mettere in pratica. Con la mia morte, con la mia morte. Meno Caio, più Cristo. Meno Caio, più Cristo. Unisce. Troppo Caio, meno Cristo. Separa. Il centro è Cristo. Non sono io, non sei tu. Preghiamo. Nosso Padre, che privilegio avere tutto questo periodo e studiare tanti argomenti preziosi, tanti studi, oh Padre, meravigliosi che tu ci hai regalato. Grazie, oh Padre, perché tante volte confrontava com o meu stile di vita, com o meu modo di essere. E lì ero io che dovevo sottomettermi, umiliarmi e crescere. Quanto è stato prezioso, Padre, leggere e studiare quegli studi e nell'altra settimana condividere con quello gruppo di quello che noi abbiamo messo in pratica. Quanto è stato bello, Padre, vedere le trasformazioni delle persone che hanno cominciato a vivere quelli valori che tu ci hai insegnato. Uno agli altri, uno agli altri, uno agli altri, uno agli altri. È questo che ci unisce. È questo che ci fa vedere il significato della tua parola, del tuo regno. Uno agli altri. Meno di me, più di te. Molto più di te. Io ti ringrazio, Padre, perché tu ci dai il privilegio di avere la tua parola viva, per leggere e studiare, ma non per conoscenza, per mettere in pratica. Io devo conoscere, ma non solo per questo, è per vivere la tua parola. Meditare, leggere, pensare nella tua parola, Padre, è quello che cambia la mia vita. Se vogliamo prosperare, oh Padre, non è un prosperare econômico, è un prosperare di vita. È morire a noi stessi e permette che Cristo abbia sopravvento sulla nostra vita. Più di te. Grazie, oh Padre, perché è un grande privilegio
morire per te e vedere la tua grandezza e la tua gloria che ti unisce. Benedice, oh Padre, la tua Chiesa, un solo corpo, un solo Spirito. E che possiamo guardare una storia della tua Chiesa che c'è. Possiamo vedere la storia della tua Chiesa, Padre, con le conversioni, con le persone che si arrendono a Cristo Gesù, dove c'è una resa. Guarisci il tuo popolo, unendo il tuo popolo in un solo Spirito. Il mondo vedrà la tua gloria se noi siamo uniti. Il mondo vedrà la tua gloria se allo stesso modo come il Figlio era con il Padre, noi possiamo essere uno con gli altri, insieme a te. Che sia questo il nostro spirito e il nostro desiderio, con il passo della nostra morte. Grazie, oh Padre, perché abbiamo la vita in te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Mais um hino? Uau! Quale cantico? Ci uniamo, cantiamo, adoriamo il nostro Dio. Momento di offerta. Oggi è l'ultimo domenica di questo maialino qua, perché domani dobbiamo aprire e inviare in Venezuela, in Siria, per aiutare i bambini, per aiutare gli orfani, le vedove in Siria. È l'offerta missionaria della Chiesa che si unisce. Così il maialino oggi finisce questo periodo, domani che già sarà di nuovo, ma dobbiamo riaprire soltanto a dicembre. Così ogni 6 mesi noi facciamo così con questo maialino. Grazie a Dio la nostra comunità l'ultima volta hanno raccolto 2.700 euro. Non potete immaginare quanto questo è importante. E vediamo quanto sarà. Domani já cominceremo a avere questo. Ma c'è un momento di offerta delle decime, la nostra responsabilità mantenere questa opera e ci uniamo in un solo spirito in questo. Cantiamo? Qual è il inno? Facciamo i medley di inni. Oh, il medley di inni? Ok. Cantiamo, adoriamo. Possiamo stare in piedi e possiamo fare questo momento di adorazione, di servizio e di opera e di consacrazione e di offerta. Amém? Ok. Chi inizia? Ok. Tudo.
Gesù vive, il domani affronto, paura no, io non avrò, perché io so che il suo è il futuro, è bello vivere perché vive Gesù. Он жив и мне, день грядущий талый, он жив теперь, страх поврежден, и знаю я, кто миром правит, и стоит жить лишь потому, что он живет. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Canto agora innanzi a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Canto ancora innanzi a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, un canto al cual
Alleluia, amém, oh Padre, grazie perché possiamo adorarti in questo modo. Alleluia, Padre, grande sei tu. Grazie che possiamo ritornare alle nostre case felici, contenti, perché abbiamo adorato a te. Abbiamo deciso, abbiamo scelto, Padre, di un camminare con te. Grande, grande sei tu. Quanto è bello, Padre, sentire la tua mano, il tuo spirito in mezzo a noi, in noi. Grazie. Unisci la tua Chiesa, il tuo popolo, Padre. Unisci la tua Chiesa in un solo spirito. Conduca il tuo popolo, Padre, di vedere le cose eterne e camminare, oh Padre, dove sono i tuoi valori. Grazie e misericordia sul tuo popolo, la tua Chiesa, e benedici. E che la tua Chiesa, Padre, possa sentire sempre o quanto è prezioso adorare e lodare a te. Grande, grande, grande sei tu. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi? Sono degli avvisi. Sono gli avvisi qua davanti. Ok? Non dimenticare, nós stiamo arrivando agli ultimi momenti dei nostri studi biblici. Dopo ripartiamo da settembre in poi con gli altri argomenti. E sono qua già gli avvisi. Ok? Culto di preghiera. C'è ancora un altro gruppo, abbiamo iniziato con Belluno, domenica alle ore 21:30 e anche tutte queste settimane. Gli studi biblici sono lì, ok? Degli incontri. Più avanti. Ok? E sono tutti questi incontri che noi facciamo nella settimana, ok? Così fa parte. Stiamo finendo tutti questi argomenti e quanto è prezioso e importante vivere questa grandezza di nostro Signore. Calendário 2022, já estamos falando 2022, si deve ordinare entro 30 settembre, ok? Così non dimenticare di parlare con Walter e ordinare i tuoi calendari. Questo anno non hanno ordinato, tanta gente è rimasta senza, ma è un ottimo oggetto per la evangelizzazione. Grazie a tutti voi che siete qua oggi la prima, seconda, terza volta e a tutti noi. Dio vi benedica. Tu che sei a casa, grazie, che Dio possa fortificarti sempre nell'amore e nella grandezza di Dio. Nella pace, una buona settimana vivendo questa unità che è bellissima. Ciao!